Mi ha messo in coppa a maratone e pigliamo la coppa e i soldi che stanno a stifare per la bicicletta. E io, papà, ce ne frega, compriamo una bicicletta senza catene, perché noi non possiamo essere schiavi di una bicicletta. Io e papà ci vestimmo tutto d'azzurro, a mezze maniche ma con le sciarpe del Napoli. C'erano 40 gradi all'ombra quel giorno, tenevamo un pollo un po' di sole, ma eravamo felici. Papà prese 10 lire per l'ascensore e disse: oggi offro io e va a fare boccali da fama se chi ci deve. Ma all'improvviso il suono del telefono. Era il San Paolo, ma non lo stadio, l'ospedale. Zio Giovanni, il fratello di papà, si stava risvegliando dal coma dopo 10 anni. Un urlo di papà squarciò il silenzio del corridoio. No! Gio! Proprio! Gio! E sei brutto cazzo in Davide! Mi inquinate mettere un momento della vita mia! Ma oggi no! Non do per me! E io, papà, corriamo al San Paolo. Papà, ci possiamo togliere almeno una sciarpa? E lui, mai! Arrivammo all'ospedale in 7 minuti e 22 secondi. Sulle secolari buche di Via Marina schiattammo pure gli ammortizzatori, ma niente ci poteva fermare. L'ospedale San Paolo era vuoto, erano tutti inspiegabilmente allo stadio San Paolo. Gli infermieri nemmeno a parlarne. Nel reparto comatologico solo zio Giovanni travede il surdo. Appena ci vide, zio Giovanni canalizzò. E uno zio che canalizza dopo 10 anni di coma è come se si avesse una saitella e mezza salveraggio. Mio padre disse: hai sempre sciarpo, si sta lanciando le fumogge. Il mio amico, il direttorissimo Enrico Fedele, come si è giunti a questa conclusione di far fare a lui sta figura bella? Nel senso, abbiamo fatto la conta, eravamo 3 con gli altri 2 amici e purtroppo è toccato a me. Però l'ho fatto volentieri perché è un omaggio a Peppe. Grazie, perché Enrico è un grande amico mio insieme a Mauro. Io volevo dire che gli altri 2 erano 2 carissimi amici che rappresentano per me un fatto importantissimo, che rappresentano la mia squadra del cuore, perché sono presenti da qualche parte, penso davanti qui. Il mio, se lo faccio male, Nicolò Frustaluga e Peppe Santoro, il manager del Napoli. Un saluto grande Venezia. E poi grazie assai, grazie Mauro, mi voglio innamorare. Solo certe radio, però ascoltano Radio 3, ascoltate la Radio 3. Però io mi sento la sambraggio, sta facendo un bel Radio 3, musica classica dalla mattina alla sera, Radio 3, a Waller a Plissé. Radio 3, Beethoven dello Strantum. Beethoven, prendi signor Ludwig, e te la Strantum. Quando vieni da me non ti ci vuole pure la macchina. Non è la prima radio che io sento tutto su FM, l'unica radio su AM, che ho diminuito AM, a merda tutte le radio. La televisione, ma tutto muore non glielo tutto. Attento, hombre! Lei fa il nombre, ne visto? Tu tienes Sancho Panza, Io tengo 3 difensores dietro. Mi vede 3 difensori, Britos, Gamberini e Campagnolo. Ma che c'entra? Sono i voi che fanno alzare insieme a Frustaluga. Ma che stai dicendo? Presidente Cesaro! Silenzio! Entra Dulcinea per battere con la sola. Desiderio? Ma non è vero, ritengo sempre in mila desiderio quando c'è su questa candelina, non mi ricordo mai. Allora, però quest'anno lo devo spiegare. Allora, io desidero che questo spettacolo, il Peppe Avaro, abbia un successo mondiale, pure una cosa solo italiana, va? Allora, io spero solo che abbiamo fatto una figura in merda dalle palle, che se ci fosse. No. Io desidero che le prossime elezioni le vinca Silvio Berlusconi. Così dal grande entusiasmo, lui non se l'aspetta, la vede un tocco e c'è l'uomo definitivamente ragazzi. Io desidero che uno scienziato di fama mondiale distrugga le ghiandole lacrimali di Barbara Bush. Barbara! Gli amici tra poco se ne vanno.
questi amici che mi hanno regalato delle sorprese, alcune gradite e altre meno, ma non mi hanno fatto la sorpresa più grande: gli auguri di buon compleanno da parte di una persona che da 3 anni non me li fa più.